Un applauso a Mauro, grazie. Senza di lui sono persa. Allora, questa sera appunto si fa una serata che si chiama MusicantiPATica. Noi qui secondo me sappiamo cos'è il PAT e quindi la musica, insomma, a servizio dell'ambiente per divertirsi, non è vero Mauro? Verissimo, Ha sempre ragione. E quindi non andrei avanti oltre perché i ragazzi qui fremono, si sente la tensione totale. E quindi ecco a voi SHOPPIES. Here we go. Scatole cinesi. L'ho letta il 1° di settembre in Piazza Ferreto, c'è stata un'altra manifestazione per il PAT, contro il PAT. Scatole cinesi. Quadrato, quadrante, contenitore, incontenibile, impatto, il pastello, colore, c'era una volta, Gradese e Tessera. Una via immersa nelle zolle arse d'agosto e il brulicare di grilli e cicale campestri. Un sito d'erba, paso di odori antichi e rondine appena sul partire. Il cielo si è chiuso, arroccato nel silenzio, come uno sbadiglio all'incontrario, dentro la scia accennata di un euro in decollo. Scivola del fumo in scatole cinesi, allo scudello orizzonti, stretti stanno, uno dentro l'altro, modi bizzarri. La matriosca ha il sorriso fiero in una fiera di legno, racchiude stento il quadrante grigio di un orologio. Ditemi, che giorno è? Arlecchino sbuffa, fa l'ultimo inchino. È ora di alzarsi e rivedere il cielo. Nel paese dei balocchi, nei bufi non ci mette nell'occhio. Grazie. Cosa faccio? Avanti? Siete pronti? Polvere di grano, nel frattempo che si avvicina il prosciutto, e cade impietosa pioggia e parole acuminate con tali di frecce, pronte alla battaglia, ad ergersi come fiori, protesi a chiedere l'ultima volontà. Terra madre, costruite certezze nella freschia che avanza, grano, ora polvere, nel cemento e pasta, un pane che non mangeremo. Grazie, ed ora penso che sia tutto pronto, lascio la rete universale.
lasciami lei e mi sei, ehi, 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 ne morirei. La sua voce si spezzò, con le mani sulla terra, chiese il buio sulla guerra e disse poi salva gli eroi, e disse poi salva anche noi. La sua mano tremò, e ora so che basta salvare ciò che resta. Bruciare in questa festa. Veramente poco, e disse dai, ma bruceremo mai, e disse dai, e torneremo mai. Al suo cuore si spezzò, finalmente si spezzò, e ora so che basta salvare ciò che resta. Bruciare in questa festa. Salvare ciò che resta. Bruciare in questa festa. Un fazzoletto di verde. Datemi un fazzoletto di verde da portar via, tascabile, estraibile, annusabile. Datemi l'ebbrezza dell'erba appena tagliata, dei fiori vivaci che s'aprono a primavera, degli alberi maestosi, incredibili, che
che sopportano le nostre malvagità. Datemi un posto in cui possa sognare, chiudere gli occhi per dormire, gioire, riposare. Datemi occhi sensibili per vedere, che possiedono in fondo all'anima quel piccolo pezzo di terra pura. Le api vestite di polline, corolle che si piegano sotto il loro peso, e voglio la quercia, la più grande, e stendermi sotto a contare le nuvole, così a far niente, tornare bambini, giocare, fastidare dai campi di grano, cadere, rotolare, rotolare e cadere, essere corteccia, madre salda, essere radice sana, avvigliata alla terra, essere terra, come in un incantesimo, io, tu, noi, anello di piccolo ecosistema, ancora possibile, ancora salvabile. Un fazzoletto di verde non si butta mai via, si prende fra le mani per farlo diventare infinito. Grazie. A giovedì. L'uomo invece non sembra capire, qui con il pat ci giochiamo il nostro futuro, là con la TAV c'è la metto sul piano duro, alza la testa, è un tuo diritto, facciamo festa, fermiamo tutto. Non so da dove vengo, neanche dove sto andando, l'Italia sta sparendo e qui non va di certo meglio, capannoni dappertutto, un mare di cemento. La crisi non si ferma, la crisi è un'invenzione, ci vuole nuova linfa, non c'è altra soluzione, siamo circondati dalla speculazione, la mafia rallenta ogni processo di modernizzazione. Alza la testa, provaci adesso, facciamo festa, questo non è progresso. Ha fatto le scalette come vi avevi detto, però grazie. Adesso inviterei qua, se è possibile, due grandissimi maestri, non so se ne sentono, però insomma con noi siamo due giovani noi, e vorrei qui sul palco il maestro BEBO Baldano, un grande applauso adesso.
Grazie. Un grande applauso per piacere, avanti qua, su. A Alex non l'ho presentato come maestro perché è professore. No, è ordinario proprio, cioè. Cattedra in Guitar Hero a Los Angeles, Malibu. Nato prodotto tipico della terra veneziana, esportazione. Io sono diventato metallaro per colpa di Dark Lord. State of Rock. Adesso un pezzo che non ha bisogno di presentazioni come il maestro.
Maestro Alex Masi, grande applauso. Michele al basso e il maestro Stefano Brazzoduro alla batteria. Siete bellissimi. Se c'è qualche altro cantante che ha voglia di cantare, perché lui adesso va, sa poco. C'è qualcun altro che vuole cantare.
capire quello che si vuole senza metterci la mente e soprattutto fare qualcosa per l'ambiente. Stefano BRAZZODURO questa sera a sostenere questa serata musica antipatica solo per voi.
Adesso o facciamo un pezzo in terra, A tutta forza. Grazie a tutti, evviva, siete fantastici, alla grande musica antipatica, solo per simpatici, here we go! Vai Brasso! Grazie, siete stati bellissimi, grazie agli artisti che sono prestati, sono stati meravigliosi. Grazie, evviva!